Buonasera e benvenuti alla seconda Assemblea Generale di Autonomia Ambiente. Dopo un anno dalla prima svoltasi a Udine, questa è la seconda Assemblea Generale, purtroppo in maniera virtuale, costretti a fare questo tipo di collegamenti, ma personalmente avrei preferito di persone, ma dobbiamo affrontare questa emergenza in questo modo. E approfitto prima di partire di nominare un segretario di assemblea che, nella persona di Mauro Vaiani, che gestirà l'ordine degli interventi e gestirà tutta la serata come sicuramente esperto del settore, o comunque uno che con queste cose virtuali va molto meglio del sottoscritto. Buonasera, grazie Roberto, non esageriamo con gli esperti. Facciamo un piccolo adempimento formale. L'Assemblea Generale di Autonomia Ambiente si insedia ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto. L'Assemblea non deve fare adempimenti di tipo finanziario perché, come avevamo deciso nella prima Assemblea Generale di Udine, Autonomie e Ambiente non gestisce fondi e tutte le attività sono volontarie e le piccole eventuali spese sono gestite dalla forza che attualmente esercita la presidenza, cioè il Patto per l'Autonomia Friuli Venezia Giulia, che stasera ci ha messo a disposizione il suo media manager Massimo Marchetto, che ringraziamo. Si preparino per gli interventi il primo gruppo di delegati che si collegherà, che sono Alfonso Alessandro Nobile, Federico Simeoni, Luca Azzano Cantarutti e i rappresentanti del Movimento per l'Autonomia della Romagna. È una bella sfida per noi, abbiamo veramente remato un po' controcorrente per fare questa seconda assemblea online con forze limitate. Siamo tutti dopo lavoristi della politica e siamo persone, come dire, stiamo facendo veramente dei grandi sacrifici da tutti i territori per accendere questo segnale di speranza. Però, come tutti hanno potuto vedere dalla qualità e dalla quantità dei contributi che abbiamo cominciato a rendere pubblici dal 17 di marzo, da 2 giorni quindi, ne è valsa la pena. E in questa assemblea di ascolto e di riflessione troveremo sicuramente gli spunti per proseguire il nostro cammino. Restituisco la parola al Presidente dell'Assemblea, Roberto Visentini. Grazie, vorrei cominciare però col chiarire che siamo organizzati in questa maniera, ovvero l'incarico di presidenza è affidato ad un partito che di volta in volta nomina un suo rappresentante. Quindi io in questo momento sono semplicemente un portavoce, il portavoce di un gruppo, quindi un interprete senza nessuna carica dirigenziale all'interno di questa rete che abbiamo creato. Partirei però, dopo questo chiarimento, con i ringraziamenti all'EFA, gruppo europeo al quale molti di noi sono iscritti, e un ringraziamento ai 4 contributi principali che vedrete già elencati, già a disposizione, quindi al professor Pardi, al professor Costa, al consigliere regionale Morettuzzo e al senatore Lanies. Vorrei approfittarne anche per fare un ringraziamento particolare a Mauro Vaiani, perché se questa serata è diventata possibile nonostante tutte le difficoltà legate alla pandemia, è sicuramente merito suo, e quindi gli va riconosciuto questo merito e questa capacità. Detto questo, passati i ringraziamenti e anche alcuni chiarimenti sulla funzione che in questo momento io svolgo, che ribadisco è puramente di portavoce, perché AEA non è un nuovo partito, è una rete fra movimenti e partiti del territorio situati sullo Stato italiano. E quindi ad un anno dalla prima assemblea generale che si è svolta a Udine era necessario rinnovare gli impegni o comunque ribadire i nostri impegni.
In quell'occasione iniziamo diciamo fiduciosi in molte possibilità. I mesi hanno dimostrato una sensibilità esistente sul territorio dello Stato italiano, hanno dimostrato che c'è necessità di organizzazioni di questo tipo per ribadire il diritto di ognuno di noi a decidere in casa propria. Il nostro obiettivo quindi quello era ed è tuttora quello di costituire una rete di collegamento fra formazioni politiche che sono convinte del loro diritto a decidere sul futuro dei loro territori. Quindi indipendentisti, autonomisti, federalisti, territorialisti, ambientalisti, civiche e localiste. Perché ho fatto questo lungo elenco? Ho fatto questo lungo elenco perché quello che ci accomuna è non solo la volontà, ma il ribadire il nostro diritto a decidere, a proporre e a suggerire interventi sul nostro territorio, in diverse formulazioni, in diverse proposizioni di gestione, ma vogliamo essere padroni a casa nostra. Quello che continuiamo a ribadire è che noi ci siamo messi insieme facendo un atto di disponibilità, ma sapete benissimo che queste cose funzionano se ognuno di noi rinuncia a delle estremizzazioni. Questo è quello che abbiamo fatto e devo dire che fra questo gruppo, per ora di 10 persone, ma che si sta continuamente allargando, eravamo partiti in 4, siamo a distanza di un anno in 10, si sta continuando ad allargare, è la decisione di avere estrema correttezza e estrema sincerità. Sapete benissimo che la fiducia si conquista solo con le azioni concrete e con la disponibilità a discutere e a dialogare. Unire forze diverse che vanno dall'indipendentismo all'autonomismo, al federalismo o al civismo non è facile. Ognuno di noi per fare questo deve rinunciare alle proprie estremizzazioni o all'esasperazione di alcune tematiche. Noi su questo ci siamo basati e si è stabilito un rapporto, direi, per ora, dico questo per ora perché io penso che una percentuale di dissenso ci sia sempre, per ora non c'è, ma è normale che queste cose avvengano, per ora c'è completa sintonia sugli obiettivi. Gli obiettivi che noi ci poniamo è quella di migliorare questa rete, quello di rafforzare questa rete e di creare comunque una possibilità a tutte le forze che si riconoscono nella necessità di avere una voce che vada al di fuori dal centralismo imperante, anzi dal neocentralismo che sta uscendo sia da proposte di legge elettorali, sia da riduzione del numero dei parlamentari, sia da altre azioni che ancora non sono molto evidenti. Tanto per fare un esempio, la pandemia viene adoperata, invece che per progettare la sanità del domani, viene adoperata per negare la necessità di un'autonomia territoriale. La pandemia viene adoperata subdolamente per dichiarare l'incapacità delle regioni a gestire la sanità. Non è vero, ci sono delle difficoltà, ma provate ad immaginare se non ci fosse stata un'autonomia regionale, quale disastro ci sarebbe stato. La capacità di gestire il territorio è legata al fatto che i vari territori possano gestire perché più vicini, più capaci di riconoscere le vere e fondamentali necessità. Ciò non toglie che ci sia necessità di riprogettare, ma se questa riprogettazione è finalizzata unicamente a togliere il potere ai territori, ebbene, in questo momento noi ci troviamo in un grandissimo pericolo. Anche perché purtroppo questa volontà di centralismo si unisce anche al tentativo da parte non di tutti, ma di quasi tutti i presidenti di regione che a torto si chiamano governatori ma non sono in grado di recitare quel ruolo di governatore, rinunciano volontariamente al diritto di progettare e di fare proposte verso il governo centrale quasi a scaricabarile. Questa rinuncia è la cosa più pericolosa alla quale noi stiamo assistendo. Rinunciano ad un loro diritto, soprattutto per le regioni autonome, e rinunciano anche però alla possibilità di dare risposte concrete ai loro territori e ai loro cittadini. E questo si unisce quindi, sono due pericoli: il centralismo imperante che vuole ristabilire una centralità decisionale e l'incapacità di molti governatori di prendersi o di valorizzare quello che è un loro diritto, ma soprattutto è un loro dovere nei confronti della cittadinanza. Quello che manca molte volte è una logica progettuale.
Fino ad ora, dico fino ad ora non perché abbia completa fiducia di questo nuovo governo, ma perché devo dargli il tempo per poter giudicare, vorrei poter giudicare sul fatto e non sulle ipotesi di lavoro. Fino ad ora si è assistito ad una mancanza di logica progettuale. Stesso discorso avviene in molte regioni. In molte regioni hanno rinunciato ad una capacità progettuale, delegando completamente ad un centralismo che ancora non aveva chiesto loro questo, la possibilità di passare sopra i loro diritti. Allora c'è un'accettazione passiva da parte di molti governatori e c'è una volontà da parte centrale di ristabilire un potere. Questo è il vero pericolo, a questo noi ci dobbiamo porre, ma lo sappiamo che dobbiamo porci con le nostre forze, ma soprattutto unendo le nostre forze. E sta qui la nostra capacità, perché questa è la nostra volontà, unire le forze per fare una massa critica sufficiente per avere voce all'interno di questo Stato. Chiaramente le nostre scelte sono sicuramente europeiste, non apprezziamo completamente quello che l'Europa fa, sicuramente questa Europa non ci va bene completamente, ma pensiamo di non poter rinunciare ad un'Europa, non poter rinunciare ad un'Europa diversa, ma è un'Europa alla quale siamo collegati attraverso l'EFA. Ecco, io direi che non mi dilungo, anche perché il mio voleva essere più una provocazione o comunque voleva essere un ribadire dei principi o delle cose che avevamo già deciso. Avevamo quindi deciso di collaborare e lo stiamo facendo. Avevamo deciso di fare un qualcosa che molti non fanno, allargare il più possibile i nostri contatti per creare una massa critica sufficiente. Sappiamo che questo implica delle rinunce a delle estremizzazioni, delle rinunce a delle nostre caratteristiche, ma è l'unico modo per far valere le nostre opinioni e per avere la forza per ribadire i nostri diritti. Vi ringrazio e ripasso la parola a Mauro. Bene, grazie Roberto. E adesso vedremo in successione in questa serata, come ricordo a chi ci ascolta, che la prima serata, questa prima sessione della nostra assemblea è dedicata all'Europa e alla solidarietà internazionale, e quindi ascolteremo in successione l'intervento del senatore Albert Laniès in Senato il 9 marzo del 2021, pochi giorni fa. Il tema non importa che lo anticipi, lo ascolterete da voi. Non ha voluto più riaprire un confronto ed è su quelle basi che hanno trovato nuovo alimento le... Diamo la voce al senatore Laniès. Grazie Presidente. Questa mattina il Parlamento europeo ha revocato l'immunità agli eurodeputati catalani Carles Puigdemont, Toni Comín e Clara Ponsatí. È solo l'ultima puntata di una questione che è nuovamente esplosa nel 2010, quando il Tribunale Costituzionale di Madrid ha riscritto 14 articoli dello Statuto di autonomia in vigore dal 2006, minandone l'impianto autonomistico di autogoverno. Dopo quella decisione il governo di Madrid non ha voluto più riaprire un confronto ed è su quelle basi che hanno trovato nuovo alimento le spinte separatiste che hanno avuto il loro culmine nel referendum dell'autunno del 2017. Nei giorni che lo precedettero, come autonomisti, la scorsa legislatura presentammo un'interpellanza urgente per chiedere all'Italia di farsi promotrice di dialogo. Oggi come allora crediamo che l'Europa debba aiutare il percorso per il riconoscimento di forme più ampie di autogoverno, rispettose della storia e della società catalana e in grado di rimarginare le profonde ferite del rapporto tra questa importante regione e l'autorità centrale. Ed è proprio nelle situazioni di crisi che i principi fondativi devono far valere il loro peso, quelli di Ventotene e quelli della Dichiarazione di Chivasso per un'Europa federale dei popoli e delle regioni. Non sono un vezzo, sono premesse e condizione per una sempre maggior solidarietà e dialogo come strada per la risoluzione di tutti i conflitti. E quindi, da parte del nostro gruppo per l'autonomia, solidarietà alla Catalogna, ai suoi eurodeputati e a tutti quei popoli che hanno il diritto di vivere secondo la propria cultura, le proprie tradizioni e la propria lingua. Grazie.
Grazie senatore Lanis. Grazie davvero al senatore Lanis. E adesso ascoltiamo il saluto affettuoso e bello che ci è arrivato dal Galles, dalla vicepresidente dell'Alleanza Libera Europea, Jill Evans. Cyfarchion o Gymru, I bring you greetings from Wales. My name is Jill Evans and I'm a Vice President of the European Free Alliance. Until just over a year ago, I was a member of the European Parliament. And as a member of Parliament, I was able to work for self-determination for all peoples and for equality for all languages and all cultures and for peace and justice. IFA is the only European political party which gives a voice to those of us who believe we have the right to decide on our own future. It is so important that we support one another, that we work together, that we share our experiences, and that we show solidarity. So on behalf of IFA, together with you, we celebrate this first anniversary of Autonomia e Ambiente, and we bring good wishes for your future work. In Wales, we are preparing enthusiastically for elections in May to the Senedd, our parliament. In the past year, there have been very exciting developments in Wales with a huge rise in support for independence. Before the pandemic, there were marches on the streets where thousands and thousands of people came out to support independence and the Wales independence movement, Yes Cymru. The latest poll shows nearly 40% in favour of independence for Wales. People can see that we can build a better future for our nation if we have the power and the resources to make our own decisions. Plaid Cymru is the only major political party that supports independence. We've made an historic pledge that if we win a majority in these elections, during the first term of our government, we will call a referendum on independence for Wales. We have a clear roadmap for a free and a fair nation. So I look forward to continuing to work with you and with IFA parties right across Europe to strengthen our voices for democracy and for equality. Ac felly dymuno pob llwyddiant I chi yn y dyfodol. I wish you every success for the future. Grazie a Jill Evans del Plaid Cymru, il partito del Galles. E mentre si prepara Alfonso Nobile del Movimento Siciliani Liberi, voglio ricordare che il video di Jill Evans, che aveva i sottotitoli in italiano, è ovviamente disponibile sul canale YouTube, quindi può essere facilmente rivisto da chi avesse avuto difficoltà a leggere i sottotitoli. Sempre sul canale YouTube troverete un altro bellissimo contributo che ci ha mandato Anne Tomasi dalla Corsica, anche lei membro del bureau direttivo dell'Alleanza Libera Europea. Un contributo estremamente concreto sulle problematiche di autogoverno, va assolutamente ascoltato, così come tutti gli altri contributi che sono stati caricati sul canale YouTube. Allora, la parola ad Alfonso Nobile e poi la regia per favore prepari il contributo in differita di Federico Simeoni. La parola a Alfonso Nobile, Movimento Siciliani Liberi. Grazie Mauro, un saluto a tutti. Partirei dalle parole di Albert Lanis. Piena solidarietà da parte di tutti ai tre indipendentisti catalani, Carles Puigdemont, Clara Camín e Ponsatí, e
La mente corre quando anche in Sicilia i indipendentisti venivano arrestati per essere appunto indipendentisti. Penso ad Andrea Finocchiaro Aprile. Quindi vedo proprio un parallelo tra la Spagna di oggi e l'Italia degli anni 40. Bisogna darsi da fare per riaffermare i diritti dei territori. I territori hanno dimostrato con le loro proposte, anche banalmente durante l'inizio della fase pandemica, di avere idee più chiare di quello che poteva fare lo Stato. Penso al Veneto, che ha fatto un'ottima amministrazione, un'ottima gestione della crisi pandemica, ma anche la Sicilia ha avuto delle ottime idee che però sono state stroncate sul nascere. Oggi però sono applicate in tutta Italia. Penso all'idea di bloccare il transito delle persone attraverso lo stretto. Oggi si blocca il transito da una regione all'altra. Quando ha voluto farlo la Sicilia è stata attaccata, boicottata e addirittura le ordinanze sono state impugnate davanti alla Corte Costituzionale, al TAR, perché si minava l'unità d'Italia. Oggi, invece, le stesse proposte che voleva applicare la Sicilia si possono applicare su tutto il territorio nazionale. Quindi non è vero che i territori non sanno fare, i territori saprebbero fare se fossero lasciati liberi di fare. Tra i contributi che sono disponibili nel nostro sito, nel nostro canale YouTube, c'è anche quello di Massimo Costa sulle monete complementari. Mi piace ricordarlo perché, oltre a essere una battaglia da sempre di Siciliani Liberi, è una soluzione che può essere utile a livello europeo. L'idea che faceva il professore Costa, che proponeva il professore Costa, era quella di creare intanto delle monete complementari a livello nazionale e poi delle monete complementari a livello territoriale. Perché questo? Perché oggettivamente l'euro ha massacrato le economie più deboli, mentre con le monete complementari potremmo porre un argine al massacro economico che si sta facendo, ripeto, per le aree più deboli. Queste sono idee che vengono da dove? Dai territori, perché nessuno in Italia, ad esempio, ha provato a fare una proposta del genere. Quindi bisogna dare bisogna dare più ascolto ai territori. Niente, noi come Siciliani Liberi abbiamo un programma molto, molto ampio, ci piacerebbe poter realizzare una grande ZES, una zona economica speciale in tutta la Sicilia, a differenza di quello che è stato fatto in maniera a macchia di leopardo. Potremmo farlo? Sì, potremmo farlo. Si dice sempre che bisogna ripartire dalla Costituzione e dagli statuti. Il nostro statuto lo permetterebbe, però ogni volta che si è provato ad applicare è stato sempre stroncato sul nascere. Ogni volta che si prova a fare una qualunque proposta, una qualunque legge regionale, viene subito bloccata davanti al TAR. Ci piacerebbe pensare a creare le famose infrastrutture. Perché penso alle infrastrutture? C'è un intervento sempre tra i contributi che trovate sul canale YouTube di Liberu, che si oppone alla creazione del sito di stoccaggio delle scorie nucleari, argomento attuale, nel territorio sardo, ma si sono individuati alcuni siti anche in Sicilia. La domanda che mi pongo io è: come si vogliono raggiungere queste isole? Con la nave. E una volta che si attracca in porto, su quali strade si vorrebbero far circolare queste scorie? Voi avete visto in che condizioni sono le strade in Sicilia, e penso che anche in Sardegna non è che siano messe benissimo.
Allora, si pensa di utilizzare, disporre dei territori in maniera impune, senza neanche porsi il problema delle infrastrutture, senza neanche porsi il problema di come compensare i sacrifici richiesti ai territori. Purtroppo in Italia abbiamo un fortissimo centralismo e noi di Autonomia Ambiente ci proponiamo di invertire questa rotta, perché soltanto dall'inversione di questa rotta, soltanto dalla devoluzione ai territori delle scelte che poi ricadono sugli stessi territori, possiamo pensare di avere un reale progresso in Italia. D'altra parte, se si vuole pensare a un reale progresso, bisogna pensare a cambiare completamente il paradigma che ha sempre governato l'Italia, e cioè centro, centro, centro. Invece bisogna cominciare a territorializzare intanto in buona parte delle scelte. I territori devono tornare a poter essere arbitri del loro destino e potremmo cominciare a dare maggiore autonomia ai vari territori, territorializzando le imposte. Questo è un cardine, il cuore dello Statuto siciliano, ma nulla vieta di prendere spunto e applicarlo anche agli altri territori, un po' come viene fatto ad esempio in Germania, che è un modello federale e dimostra di essere in Europa il modello vincente. L'Italia di federale non ha proprio niente, tutto è deciso a Roma, le decisioni passano sopra le teste dei cittadini e la conseguenza è che il paese non fa che arrancare economicamente. Secondo me lo sviluppo dei vari territori, lasciando i territori liberi di svilupparsi e di autodeterminarsi, sicuramente può portare anche a un maggior sviluppo economico del sistema dell'intero paese. Alfonso, ti stai avviando a conclusione, vero? Sì, ho concluso, dai. Ti ringraziamo tanto. Il contributo in differita di Federico Simeoni di Patria Furlane, e si prepari Luca Azzano Cantarutti. Prego. Buonasera ad oggi convenuti a questa seconda assemblea di Autonomie e Ambiente. Buonasera a tutti i convenuti alla seconda assemblea di Autonomie e Ambiente. Io vi porto il saluto di Patria Furlane e stasera anch'io vorrei intervenire sull'argomento dell'Europa e solidarietà internazionale, che per noi è un argomento importantissimo che ci ha portato già parecchi anni fa a fare richiesta di adesione alla European Free Alliance. Noi abbiamo sempre ritenuto fondamentale una rete di contatti sia a livello italiano ma soprattutto a livello europeo tra le realtà innanzitutto minorizzate e poi anche tra tutti i movimenti e i partiti che si ispirano ai principi del federalismo, dell'autonomia e dell'indipendenza. Questo perché? Perché per una realtà piccola come la nostra, agendo in maniera isolata è molto difficile riuscire ad incidere. E per noi è importante non soltanto dare un contributo fattivo alla realtà del nostro territorio, ma anche riuscire a comunicare all'esterno, soprattutto a livello europeo, quello che sono le situazioni, le problematiche, le realtà del Friuli, cosa che fino adesso è stata un po' latitante, perché noi riteniamo sì che sia una battaglia fondamentale quella degli indipendentismi scozzesi, catalani, corsi, ma sia altrettanto importante parlare anche delle realtà minori. È importante fare rete. Perché? Perché tante situazioni sono sottaciute dai media principali. Quindi è difficile
riuscire a far comprendere all'opinione pubblica, sia europea ma anche quella locale, le varie istanze, le varie battaglie che sono comuni in quasi tutti i territori europei quando vengono portate avanti da realtà che parlano di nazione minorizzata, che richiedono autonomia o che si battono per l'indipendenza. Il mainstream ormai è appiattito su un neocentralismo, su uno statalismo sia statale che superstatale, che è il livello europeo, andando un po' a cancellare quelle che sono stati anni di battaglie autonomiste portate avanti dagli anni 60 fino ai primi anni 90 in maniera abbastanza condivisa, almeno soprattutto in maniera pubblica. L'opinione pubblica era a conoscenza di queste cose, ora c'è la mancanza. Quindi a noi piacerebbe che, come nella realtà del Friuli noi parliamo, sensibilizziamo l'opinione sulle battaglie indipendentiste delle nazioni maggiori, che altrettanto potesse accadere in quelle realtà nei confronti delle nostre istanze di autonomia. A noi piacerebbe che l'opinione pubblica scozzese, quella catalana, quella corsa, discutessero del fatto che il Friuli è una realtà ignorata dalla Repubblica Italiana. Il Friuli è una realtà che ha bisogno dell'Europa per poter rivendicare le proprie battaglie, ma in questo momento l'Europa, perché non riusciamo a incidere in maniera coordinata e collettiva assieme, l'Europa ignora le battaglie dei singoli, che poi alla fine invece sono battaglie di tutte le regioni. Tutte le regioni messe insieme per noi possono riuscire a incidere a livello europeo. E questo è il nostro auspicio, questa è la nostra partecipazione all'interno di Autonomia Ambiente e questo è il motivo per cui noi abbiamo aderito all'European Free Alliance. Buon lavoro! Grazie Federico Simeoni, che per problemi di lavoro ha dovuto mandarci l'intervento in differita. E si prepara intanto Samuele Albonetti del Movimento Autonomia della Romagna e do la parola a Luca Azzano Cantarutti del Patto per l'Autonomia del Veneto. Accende il microfono Luca, per favore. L'avevo spento per non disturbare. Buonasera Mauro, buonasera a tutti gli amici che sono intervenuti a questo dibattito, a questa assemblea di Autonomia e Ambiente. Non è facile per me intervenire in questo momento perché porto l'esperienza del Veneto e l'esperienza del Veneto è, credo di poter dire senza timore di smentita, la più dolorosa che va a toccare l'ambiente autonomista, l'ambiente indipendentista. Perché parlo di esperienza dolorosa? Perché, vedete, già nel 2014 il Consiglio regionale del Veneto aveva approvato due leggi regionali. Una prima legge che indiceva il referendum per l'autonomia, quello che poi si è celebrato nel 2017. E un'altra legge che avevamo proposto noi che indiceva un referendum per l'indipendenza. Vuoi che il Veneto diventi uno stato una nazione, indipendente e sovrana? Ripeto, il Consiglio regionale aveva approvato a larghissima maggioranza questa proposta di legge, poi diventata per l'appunto legge regionale. A distanza di 7 anni, 2014-2021, il sunto, il consuntivo che possiamo trarre è molto deludente. Molto deludente perché nel 2017 si è tenuto il referendum per l'autonomia, sono passati 3 anni e mezzo
E in 3 anni e mezzo quel referendum che ha visto andare al voto circa il 60% degli aventi diritto, quindi una cifra assolutamente importante, con un 98% di sì alla domanda di maggiore autonomia, è rimasto lettera morta. Noi dobbiamo prendere atto che non possiamo dare sempre solo la colpa a Roma, quella che qualcuno molti anni fa, vero Roberto Visentini, definiva Roma ladrona. Beh, mi chiedo, un governatore, un governo che ha alle spalle una forza così importante come il 98% dei votanti, dei veneti, che aveva chiesto maggiore autonomia, quel governo regionale, Luca Zaia si chiama, è il governatore, lo sapete, presidente della regione, anzi non mi piace chiamarlo governatore, che fa sì che sia il governatore di qualcun altro, non è riuscito a portare a casa nemmeno un briciolo di quell'autonomia che a gran voce tutti invocavano. E ancor peggio, non solo non è riuscito a portare a casa quel briciolo di autonomia avendo tutto il Veneto alle spalle, da destra a sinistra, addirittura adesso quello dell'autonomia è un tema dimenticato, non se ne parla più. Non se ne parla più se non nei nostri convegni, negli incontri che facciamo con gli amici, quando potevamo farli al bar, ora nemmeno quelli. Conseguentemente dobbiamo prendere atto che il tema dell'autonomia oggi non è sull'agenda politica di nessuno dei partiti, nessuno di quei partiti che possono in qualche modo incidere, in qualche modo garantirci di arrivare a un risultato. La colpa però, ripeto, in questo caso non è attribuibile esclusivamente a Roma, ma in larga parte a chi nel governo delle nostre regioni, delle nostre nazioni, non ha saputo capitalizzare un consenso che pochi anni fa, ancora pochi anni fa, era così ampio e così vasto sul tema dell'autonomia, per non parlare addirittura dell'indipendentismo. E l'attuale governo, peraltro, ho ascoltato prima con molto interesse il contributo, l'intervento di Roberto Visentini. L'attuale governo, vabbè, per carità, stiamo a vedere che cosa potrà fare, però è un governo che vede tutti dentro, tolta la Meloni, Fratelli d'Italia, che credo sia diametralmente opposta a quelle che sono le nostre aspirazioni. Tutti gli altri sono dentro questo governo, mescolato in un calderone che non fa altro che far perdere le rispettive identità, perdere i riferimenti. E allora dobbiamo chiederci noi quali sono i nostri valori, quali sono i riferimenti che noi vogliamo proporre ai nostri amici, un domani potenziali elettori. Dobbiamo crearli, perché oggi non ci sono. Non basta dire, a mio sommesso giudizio, non è sufficiente dire ragazzi votateci perché noi siamo a favore dell'autonomia, sostenete l'idea dell'autonomia. Non è sufficiente. Bisogna spiegare che cosa significherebbe ottenere la tanto agognata autonomia, o magari qualcosa di più. Cioè, tradotto in parole fuori dal politichese, dire, cari 5 amici, minuti, Luca. Certo, se diventassimo autonomi, dove potremmo riuscire ad arrivare? Quali sono i nostri valori? Quali sono le nostre proposte? Cominciamo a elaborare partendo dal nome stesso, autonomia e ambiente, che ci caratterizza. Cominciamo a elaborare queste proposte. Aspetta a noi farlo, non possiamo delegare a qualcun altro o lamentarci perché altri non lo fanno. Oggi credo che la pandemia, ero presunta che sia, insomma, questa situazione spinga tutti lontano dalla politica, spinga tutti alla ricerca di chi possa risolvere questo problema e quindi di un uomo forte, vedi Draghi, osannato da tutti, per carità, magari ci aiuterà a superare questa situazione, però quello che mi preoccupa è l'assenza totale di contraddittorio. Da avvocato non sono abituato a questa situazione, mi piace discutere, mi piace confrontarmi, litigare laddove dovesse servire. Questa situazione non ci favorisce, siamo noi che dobbiamo elaborare proposte, siamo noi che dobbiamo cominciare a costruirle. Non voglio gettare
la croce addosso a chi che sia, men che meno a noi. Quando dico noi dobbiamo elaborare, mi ci metto in mezzo io per primo, e finora non siamo stati così efficaci non solo nella comunicazione, ma anche nella elaborazione stessa delle proposte. Dobbiamo spiegare qual è la strada che vogliamo prendere. Autonomia, benissimo, forse l'abbiamo anche spiegata. Ambiente, per carità, ho visto anche le elezioni in giro per l'Europa, anche recentemente, se ricordo, in un Länder tedesco, forse Reno Westfalia, mi pare i Verdi hanno preso il 30%. 7 minuti, Luca. Ok, non so quale sia il tempo che mi è stato concesso, quindi chiedo scusa, se me lo dici magari vedo di contenermi. Diciamo che stiamo cercando di contenere gli interventi entro i 5, 6, 7 minuti. Ok, ecco, ti ringrazio. Diciamo che a questo punto concludo forse solo con una esortazione a noi stessi. L'esortazione può essere solo quella di andare a creare qualche cosa che però proponga dei valori, andare a creare un contenitore nel quale tutti possiamo riconoscerci attorno magari a pochi ma a concreti valori. Dobbiamo dire che cosa si intende per tutela dell'ambiente, promozione dell'ambiente. Autonomia e ambiente in questo momento sono due parole bellissime ma ancora vuote di contenuti. Cominciamo a riempirle e per questo noi naturalmente dal Veneto siamo tutti disponibili. Concludo solo perché purtroppo non sono riuscito ad averla come sfondo, ma ho visto che altri amici ce l'hanno, allora anche a me consentite di salutarvi con il leone di San Marco della nostra terra. Buona serata. Grazie di cuore. Allora, adesso la parola a Samuele. Intanto si prepara però, per favore, Igor Gabrovec e si colleghi anche Marco Di Bari dalla Toscana. La parola a Samuele Albonetti. Ciao a tutti, un saluto dalla Romagna, un saluto dal MAR, Movimento per l'Autonomia della Romagna. Questa prima parte della seconda assemblea generale di AEA presenta un respiro europeo e punta chiaramente a proporre un nuovo modello di Europa, l'Europa dei popoli, un'Europa che occorre costruire dal basso, un'Europa capace di rispettare e valorizzare le tante diversità che la compongono. E queste diversità sono da intendere come una ricchezza, non occorre avere timori nel prendere atto di queste diversità. Io ad esempio vi parlo da Ravenna, la capitale del mosaico. Un mosaico, sapete, è costituito da innumerevoli tessere e ognuna è diversa dalle altre, ognuna è distinta, ma ognuna contribuisce a rendere quell'opera ancora più bella, ancora più preziosa. In questo modo quindi non bisogna avere timore nel dare la parola ai cittadini, la parola agli elettori, concedendo referendum a quei popoli europei che legittimamente chiedono una maggiore autonomia. Penso ai vari popoli che compongono l'Europa e che oggi non hanno l'autonomia, non hanno l'indipendenza che chiedono. Perché? Perché non gli viene data in mano una scheda? Perché non si chiede a quei popoli di potersi esprimere liberamente? Così come non è stato mai chiesto ai cittadini romagnoli se desideravano da un punto di vista amministrativo essere uniti alla regione Emilia oppure se preferivano potersi amministrare da soli. Oggi la Romagna, voi sapete, è una regione storica, una regione geografica, una regione culturale, ma noi chiediamo che diventi anche una regione amministrativa, chiediamo che possa avere anche una propria autonomia amministrativa. E soprattutto, una volta che questi referendum vengono concessi e una volta che la popolazione poi si esprime, occorre rispettare la volontà popolare. Troppe volte noi abbiamo visto disconoscere gli esiti referendari, stravolgere gli esiti referendari. Fra i contributi che sono giunti per questa assemblea di autonomia ambiente c'è anche un contributo
del caro amico Agostino D'Antonio dei comitati di Montecopiolo e Sassofeltrio. È indecente, è vergognoso che questi due comuni della montagna romagnola, circa 2500 persone, Montecopiolo e Sassofeltrio, dopo aver tenuto un regolare referendum nel lontano giugno del 2007, sono passati oramai 14 anni, e la popolazione di questi due comuni ha chiesto a larga maggioranza di tornare a casa, di tornare in Romagna, lasciando la regione Marche. Ordunque, ancora oggi l'iter è bloccato in Senato. È bloccato da chi? È bloccato dai partiti centralisti, partiti che sono lontani dai territori, che non riescono, non possono, non vogliono rispondere alle istanze dei territori. Io quindi concludo questo mio breve intervento semplicemente sostenendo che c'è bisogno di più sussidiarietà, più autonomia, più Romagna Regione, più autonomia e ambiente. Grazie e buon lavoro. Grazie di cuore Samuele. Allora, intanto chiedo a Chantal Sertan di collegarsi, e si prepari Marco Di Bari, e do la parola a Igor Gabrovec della nostra forza sorella slovenska Skupnost. Hvala lepa za besedo, dober večer vsem, dragi prijatelji, dober večer iz Trsta in dober večer v imenu stranke Slovenska skupnost in Slovenske narodne skupnosti v Italiji. Un caro saluto da Trieste a nome della Slovenska skupnost e della comunità slovena del Friuli Venezia Giulia. Beh, è interessante ricordare sicuramente che soltanto un anno fa e qualche settimana fa più o meno ci siamo visti di persona alla prima assemblea, al primo grande evento di autonomia e ambiente, con il virus, con la pandemia che stava già all'orizzonte, già presente da qualche parte, già con ammalati e crisi in alcuni ospedali, ma ci sembrava comunque molto lontano. Da lì a qualche settimana tutta l'Italia era zona rossa, eravamo già nel lockdown. Dico questo perché quel momento, quelle settimane hanno de facto cambiato le nostre vite, ma hanno cambiato anche l'Europa. L'Europa che si è trovata per la prima volta dal dopoguerra sicuramente davanti a una grande crisi che a mio modo di vedere ha messo in serie difficoltà anche gli stessi principi che l'hanno vista nascere e consolidarsi. Abbiamo inteso due parole chiavi per questa nostra prima sessione, Europa e solidarietà. Queste due chiavi non si sono connesse nel momento che è scoppiata la pandemia. Ogni Stato, quasi ogni regione, potremmo dire, ogni comunità si è chiusa a riccio in se stessa, il panico ha prevalso. Soltanto molte settimane dopo, io direi quasi soltanto mesi dopo, l'Europa ha iniziato a ragionare assieme, arrivando alla semplice conclusione che un problema grosso come era la pandemia, un virus non conosciuto, un virus che si propagava a macchia d'olio, poteva venire affrontato soltanto con una strategia comune, soltanto collaborando, rendendosi conto che siamo tutti sulla stessa barca. Come piccole comunità, come comunità di peculiarità linguistiche, storiche, culturali, autonomismi territoriali, sappiamo da sempre che la solidarietà è la chiave di volta per poter ottenere ogni risultato. I grandi non hanno bisogno degli altri, mentre ogni comunità piccola, ogni comunità che cerca di sopravvivere con la propria identità e le proprie caratteristiche peculiari, sa che deve convincere gli altri di essere importante e deve farlo ad ogni passo. L'essere riusciti a ricostituire una rete che in questo anno, nonostante la pandemia, è cresciuta molto, e di questo va dato merito a quelli che si sono prodigati. Non serve elencarli, sapete tutti chi ha lavorato molto in questo anno. Questa rete può essere una grande prospettiva per ogni singola comunità, ma anche per quello che è il concetto di Europa, perché la pandemia finirà e lascerà dietro di sé sicuramente una scia
di grosse difficoltà. Terminata la crisi sanitaria, il problema sanitario della pandemia, scatta ed è già scattato il problema sociale e economico. Dovremmo ripensare l'Europa. Io credo che le parole chiave, le parole d'ordine del nostro movimento, dei nostri movimenti, che sono solidarietà, che è ambiente, che è lavorare assieme, che è rispetto di ogni singola identità per creare delle comunità unitarie e forti e rispettose. Io credo che questi concetti siano dei concetti chiave per edificare una nuova società, e l'Europa forse più forte e realmente corrispondente a quella che era l'Europa pensata dai padri fondatori dopo la Seconda Guerra Mondiale. Un grazie a tutti voi per la partecipazione a questo incontro, ne riparleremo ancora domani. Prepariamoci ai prossimi mesi, quando la pandemia almeno ci lascerà un po' di spazio, potremo di nuovo forse riunirci, le mascherine rimarranno ancora, ma il fatto di potersi vedere, potersi incontrare sicuramente è un fattore decisivo per promuovere idee nuove e programmi nuovi. Cerchiamo di sfruttare ancora queste settimane, questi pochi mesi. Io spero che ci tengano ancora blindati per lavorare su quello che deve essere il futuro di tutti noi. Grazie davvero Igor. Allora, intanto chiedo alla regia di lasciar collegare Alfredo Gatta e si prepari Chantal Sertan, e do la parola al mio conterraneo Marco Di Bari, Comitato Libertà Toscana. Buonasera a tutti dalla Toscana. Mi ricollego a quanto ha detto Igor. Io spero che ci possiamo vedere di persona al più presto, intanto lavoreremo. È particolarmente triste parlare di Europa e solidarietà internazionale all'indomani della revoca dell'immunità degli europarlamentari Ponsattin, Comín e Puigdemont. Però parliamo di Europa delle regioni. L'Europa delle regioni, come ha detto Visentin all'inizio, in apertura di assemblea, è stata sotto attacco, almeno in Italia, ma so che anche in altri paesi hanno attaccato le autonomie locali, con la scusa della preparazione durante la pandemia e la poca efficienza. Noi sappiamo che invece mai come adesso sarebbe importante avere una medicina del territorio, che non c'è. Questa medicina del territorio, poi dopo, che è propedeutica alle medicine che riguardano l'individuo, perché sappiamo che ognuno di noi è diverso, quindi la medicina del territorio si fa andando verso le persone. Noi siamo ancora a monte, la medicina del territorio non esiste. Questo è possibile passando attraverso le autonomie locali, passando attraverso l'autogoverno, quindi passando attraverso l'Europa delle regioni. E purtroppo invece è stato un attacco continuo. L'Europa delle regioni e l'autogoverno riescono non solo per la medicina ma anche per il sociale a rispettare sia la persona che la collettività. E questa è una riflessione che va sempre fatta, perché in qualche modo si conciliano quello che è il pensiero liberale e quello che è il pensiero socialista. E questo dobbiamo porlo come terza strada, la sintesi che adesso manca in tutta Europa come proposta. Sì, c'è la proposta dell'ambiente, perché c'è l'urgenza dell'ambiente a cui noi siamo, all'ecologia, siamo molto sensibili, però diciamo una via per ripensare la società, per ripensare le istituzioni, siamo solo noi che la proponiamo. E CLT ovviamente dà il suo apporto in maniera modesta ma molto decisa, anche sulle monete fiscali ad esempio, che sono una proposta, io penso, valida localmente ma in tutta Europa, che permettono di incrementare la domanda interna. La domanda interna in questi momenti di crisi va rilanciata in tutti i modi, le monete fiscali possono farlo. E
così si riavvierebbe il ciclo economico e non si permetterebbe al debito di crescere. Nello stesso tempo per gli enti locali sarebbe una salvezza questa moneta fiscale. Quindi proponiamo attraverso Autonomia e Ambiente, attraverso EFA, la moneta fiscale all'Unione Europea. E l'Unione Europea resta al momento, nonostante tutte le sue pecche, come ho detto in principio del mio intervento, come appunto la revoca dell'immunità parlamentare agli europarlamentari catalani, però resta l'Europa l'unica strada percorribile ad oggi. E ovviamente si parla sempre di un'Europa delle regioni. E allora io lancerei un po' questa idea che insieme alla solidarietà verso il Rojava del Kurdistan siriano, verso Hong Kong, verso i popoli saharawi del Somaliland e del Tigray, solidarietà quindi internazionale, però chiederei proprio all'Unione Europea di sbilanciarsi in questo senso, di prendere posizione a favore di queste popolazioni oppresse, oppure addirittura sotto attacco, come nel caso dei curdi del Rojava. Ricordo che nel Rojava è stata instaurata una vera e propria confederazione. Vorrei citare questa frase: ci vogliono coraggio, fiducia e amore per affidare il potere a persone che non hanno mai avuto niente. Ecco, questo ci deve essere un po' da stimolo e da esempio, questa frase del Kurdistan siriano. Quindi se l'Europa prendesse posizione, anche so che hanno previsto delle molto limitate sanzioni per alcuni alti esponenti del Partito Comunista Cinese in seguito ai fatti di Hong Kong e in seguito alle discriminazioni nei confronti della popolazione di religione islamica, però sono posizioni molto ancora diciamo edulcorate. Se l'Unione Europea riuscisse ad avere una posizione netta verso questi popoli, allora chiedo anche all'Alleanza Libera Europea e Autonomia e Ambiente che evidenzino anche l'incoerenza dell'Unione Europea rispetto alle posizioni prese nei confronti della Catalogna e al silenzio in tutta Europa che vediamo per esempio nei confronti appunto della Catalogna e anche della Corsica, per riprendere anche un intervento registrato di Anna Tomasi che abbiamo sentito prima. Concludo quindi anche con lanciando questa idea e sperando di vederci tutti al più presto di persona. Grazie davvero. Allora si colleghi intanto Massimo Iaretti, si prepari Alfredo Gatta, che spero sia già collegato, e ho il piacere di dare la parola a Chantal Sertan, che è stata la prima presidente della nostra ricostituita Autonomie e Ambiente come rete di forze territoriali nella Repubblica Italiana. Chantal, hai la parola. Grazie Mauro. Mes chers amis, bonsoir à tous. Merci de ce moment de partage qu'on fait entre l'Europe et avec tous les peuples de la péninsule italienne. C'est un moment et une occasione de partage très important. Credo che questo momento di condivisione, che come ricordava Igor arriva un anno dopo, e non a caso, un anno dopo quell'incontro bellissimo fatto in Friuli, credo che sia proprio a dimostrazione del fatto che a volte bisogna
fare dei piccolissimi passi, però si riesce sempre in qualche modo a progredire. Come ricordava Roberto, da 4 movimenti siamo riusciti a passare a 10, e come è Alpe Alliance Valdôtaine in Valle d'Aosta abbiamo anche cercato, alcuni movimenti hanno anche cercato di integrare e in qualche modo di riuscire a fare rete anche all'interno dei propri territori. Ecco, riprendo 3 concetti chiave. Anche quei territori che hanno dei movimenti autonomisti che sono al governo, a mio avviso devono innanzitutto fare lo ha detto bene un amico in un precedente intervento, noi dobbiamo elaborare proposte e fare cultura, perché quando si amministra si è troppo portati a vedere le problematiche solo per termine, per poterle risolvere, mentre i movimenti politici come i nostri devono avere veramente un ruolo fondamentale, prendere questo ruolo con la conoscenza del territorio, riuscire a fare di nuovo delle proposte legate al territorio e soprattutto legate al domani e al futuro. Credo che in questo il laboratorio di autonomia e ambiente sia davvero un bellissimo, una unione proprio di diverse tematiche che possono essere viste con diverse facette, da diverse angolature, ma che proprio con questa ricchezza possono portare a tutto il territorio giovamento. Vi è un altro aspetto che vorrei sottolineare. Le autonomie, i movimenti autonomisti devono diventare le regioni anche che godono e che hanno ereditato, e uso questa parola con un grande, che secondo me ha un grande peso, la parola heritage, eredità. Le regioni che hanno ereditato uno statuto d'autonomia, un'autonomia, devono essere capaci di fare proposte che siano di esempio per tutto il territorio e non essere visti come invece dei privilegiati. Credo che questo in autonomia e ambiente stia davvero diventando il cuore che potrà svilupparsi nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Lo abbiamo visto in questo periodo di grave anche difficoltà. Probabilmente si sarebbero risparmiate molte risorse e anche molte energie se ogni territorio avesse potuto intervenire, poiché conosceva perfettamente la propria problematica, e sarebbe stato molto più facile, molto più immediato l'intervento se ci si fosse da una parte coordinati, ma dall'altra si fosse data proprio questa autonomia e questa possibilità di gestione capillare, direi. E questo quindi mi collega al discorso dell'Europa. Inevitabilmente sono obbligata a fare un passaggio anche chiaramente ad EFA, che è la nostra madre comune, a cui tutti noi cerchiamo di portare il contributo con le nostre proposte, ma nello stesso tempo che deve anche diventare EFA e Alliance Libre Européenne deve diventare veramente laboratorio per da una parte fare la rete di cui abbiamo parlato credo tutti, per mettere insieme le uguaglianze, ma anche per lavorare sulle differenze, perché le differenze arricchiscono, le differenze sono davvero progresso, perché non possiamo appiattirci tutti, non abbiamo né il territorio, né la lingua, né la nostra storia che è uguale, ma è proprio questa differenza che ci fa progredire. E io credo che su questo possiamo davvero lavorare, sulle uguaglianze da una parte, quindi fare rete per mettere insieme e ottimizzare, ma dall'altra parte per mettere le diversità al centro. Credo che siano questi i tre argomenti. Grazie Chantal anche per il rispetto dei tempi cronometrico. E allora
si colleghi Lidia Fancello, dovrebbe essere collegato Massimo Iaretti, e io adesso però do la parola a Alfredo Gatta, Pro Lombardia Indipendenza. Buonasera a tutti. Innanzitutto mi associo anch'io in qualità di presidente di Pro Lombardia Indipendenza, Movimento Indipendentista Lombardo, e membro cofondatore di Autonomia Ambiente, ai saluti e ringraziamenti nei confronti di tutti i movimenti indipendentisti e autonomisti che sono intervenuti, stanno intervenendo in questa prima sessione di questa nostra seconda Assemblea Generale. Premetto che i miei due interventi in questi 2 giorni, quello di questa sera e quello di domani pomeriggio, saranno sui temi proposti sul tavolo della discussione, saranno estremamente sintetici, ma vorranno provare ad andare a sbrogliare, a sciogliere dei nodi che secondo me sono cruciali nello sviluppo delle rivendicazioni legittime territoriali dell'autogoverno, specificatamente per la Lombardia, ma naturalmente anche a beneficio dell'intera rete di Autonomia Ambiente. Diciamo, sono mie riflessioni personali che però voglio condividere con tutti voi. Indubbiamente, riguardo al tema di questa sera, il voto del Parlamento europeo sulla revoca dell'immunità parlamentare nei confronti dei 3 eurodeputati indipendentisti catalani democraticamente eletti ha prodotto una potenziale criticità in quello che dovrebbe essere l'orientamento dell'indipendentismo lombardo verso l'europeismo. Il principale sintomo di questa criticità che io ho riscontrato è il ragionamento secondo il quale perché mai la Lombardia dovrebbe provare a liberarsi dalla gabbia dello statalismo centralista italiano, se poi la conseguenza è ricadere in una gabbia centralista, altrettanto centralista europea, nel quale Bruxelles a volte sa esprimersi come una guardia carceraria quasi più intransigente rispetto a Roma. Quindi il quesito che mi sento a volte porre è perché un indipendentista lombardo dovrebbe essere europeista. Secondo me un indipendentista lombardo deve comunque essere europeista, perché per un indipendentista lombardo e naturalmente anche altri indipendentisti essere europeista vuol dire riallacciarsi ad un'idea emersa alla fine dei 2 conflitti bellici mondiali, che l'integrazione, la cooperazione, la solidarietà su base federale tra mercati regionali in quel momento contrastanti ma potenzialmente interdipendenti potesse essere l'antidoto più efficace per sterilizzare, disinnescare quei nazionalismi statali artificiali che di fatto avevano devastato il continente europeo a partire dall'inizio del XX secolo. Quindi per un indipendentista lombardo essere europeista vuol dire auspicare la nascita di una comunità europea forte, sovrastatale, che ci aiuti a promuovere ed elevare le nostre autentiche peculiarità identitarie, non solo di grado culturale e storico, ma anche di grado economico, ad esempio, che ci consenta di scavalcare e infrangere le nostre comuni mura statali e permetta, ad esempio, alla Lombardia di cooperare con la Baviera, permetta alla Sicilia di cooperare con la Catalogna, permetta alla Toscana e la Sardegna di cooperare con la Corsica e al Friuli di cooperare con la Slovenia e così via. Pro Lombardia Indipendenza ovviamente è consapevole che questo processo di costruzione e di integrazione europea è ancora in una fase primordiale, ancora abbastanza arretrata. Pro Lombardia Indipendenza è consapevole che l'attuale Unione Europea in alcune grandi questioni di nostra preminenza, di nostro interesse, come appunto può essere la Catalogna, come può essere la questione relativa alla Brexit e la posizione della Scozia, come può essere il Donbass, il Nagorno-Karabakh e tutte le comunità
linguistiche non riconosciute e discriminate all'interno del continente europeo, l'Unione Europea abbia avuto una posizione spesso, a volte passiva, rispetto agli interessi di quegli stati centralisti membri, di cui invece l'Unione Europea dovrebbe essere, come abbiamo detto, l'antidoto più naturale, e a volte subalterna a determinate ingerenze internazionali. Tutto ciò, tuttavia, non deve assolutamente collocarci in nessun modo tra gli euroscettici, ma piuttosto tra gli euroesigenti. Noi non dobbiamo rifiutare e ricusare l'idea di Unione Europea, noi dobbiamo esigere di più dall'Unione Europea, noi dobbiamo pretendere di più da questa Unione Europea, magari riformandola, per riappropriarci quindi l'idea originaria di questa Europa su base federale dei popoli e delle regioni. Concludo ringraziando per l'attenzione e naturalmente Lombardia libera e indipendente sempre in un'Europa federale dei popoli e delle regioni. Grazie. Grazie Alfredo, e anche per il rispetto dei tempi. Adesso abbiamo gli ultimi due interventi e quindi dovrebbe essere già collegata Lidia Fancello, e invece do la parola a Massimo Iaretti, Liberi Elettori Piemonte. Buonasera a tutti, lo dico in piemontese, una lingua che purtroppo è stata imbastardita e quasi uccisa da una mentalità dove tutti gli altri hanno mantenuto un'identità, da noi purtroppo è andata un po' perdendosi. Ho sentito con interesse questi interventi, direi quasi iniziando che quando qualcuno disse fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani, io direi oggi fatta l'Europa artificialmente, cerchiamo, e questa può essere la sede per coagulare gli europei, nelle loro, come diceva Chantal prima, nelle loro differenze, nelle loro diversità, e questa forza di diversità davanti a un'uguaglianza di diritti appunto di cittadini d'Europa può essere effettivamente il futuro, che non è il futuro della euroburocrazia di Bruxelles, che io ho avuto modo di conoscere seppure marginalmente, ma ho visto quell'enorme carrozzone che è Strasburgo, noi diciamo le spese del Parlamento italiano, credo che le spese del Parlamento europeo siano un qualcosa di 10 volte superiore. Io credo che quello che ha detto stasera, soprattutto la rappresentante della Val d'Aosta, noi siamo vicini perché il Piemonte siamo confinanti, noi abbiamo una identità e molte parti di storia comune dei nostri popoli, e anche io tra l'altro lo dico, ho iniziato adesso proprio nell'ottica alpina un corso di patois proprio per cercare di capire al di là, però noi come Liberi Elettori Piemonte, come Movimento Progetto Piemonte, e io parlo anche come presidente del Movimento Progetto Piemonte che insieme ai Liberi Elettori costituiamo e portiamo avanti questo discorso, proprio una delle cose che avevamo messo nel nostro programma, prese, irrise all'inizio, era proprio quello dello statuto speciale, non nel senso di dire portiamo più soldi, ma ragioniamo su un discorso di più autonomia. Questo dal 2009. Quella che sembrava un'idea peregrina di pochi pazzi, oggi può essere un'idea invece che vedo condivisa da tante realtà all'interno della penisola e anche all'interno dell'Europa. Per stare nel tema, io credo che un altro tema che ci affratella è anche quello della montagna, perché parlavo prima con l'amico Emiliano Racca, con il quale portiamo avanti, domani Emiliano vi parlerà anche delle cose che stiamo facendo sul piano operativo in Piemonte, soprattutto sotto l'aspetto identitario, ma anche sotto l'aspetto di altre situazioni collegate a un aspetto più prettamente amministrativo, che comunque tende a recuperare. Noi abbiamo un gap che sicuramente i fratelli, io dico fratelli perché sono anche per metà veneto-friulano, come Visentin sa, i fratelli veneti e friulani noi abbiamo una perdita di identità molto più forte, e oltre che la perdita linguistica, oltre che una ricchezza linguistica all'interno della nostra regione che parte dall'italiano al piemontese, all'occitano, al valser e al franco-provenzale, che sono tutti fratelli per noi. Ecco, però al di là di questo, io penso che l'aspetto, per esempio, alpino, proprio anche col discorso del tema di questa sera, cioè di un'autonomia, di una solidarietà verso i corsi, i catalani
io dico anche i baschi e nell'Europa e gli scozzesi, sia anche dovuto al fatto della montagna, perché caso strano, noi dialoghiamo e abbiamo avviato un progetto anche, diciamo, per ora che è una pagina Facebook, diventerà spero presto anche un giornale online, che si chiama Alpi Occidentali, ma potrebbe diventare veramente Alpi, un discorso di una pubblicazione, per ora ripeto una pagina Facebook, dove pubblichiamo articoli al di qua e al di là delle Alpi indistintamente, perché le Alpi non sono una barriera, ma le Alpi sono una delle vette d'Europa, in italiano, in francese, in occitano, in piemontese, e ovviamente poi il problema è aprire anche al dialogo con i Vals, con la lingua Vals, con la lingua franco-provenzale. Questo per una ragione anche di superamento di barriere. Ma io penso alle montagne, io penso alle ali scozzesi, penso ai Pirenei, penso alla Corsica, che comunque è una regione montuosa. Questo può essere anche un modo di portare, e penso anche all'arco alpino, perché penso alle Alpi come le Alpi valdostane, che comunque fanno parte delle Alpi occidentali, penso al lato orientale delle Alpi, penso alle Alpi friulane e alle prealpi venete, e anche alla parte slovena. Penso a tutta questa catena, penso all'Appennino, penso alla montagna. Ecco, la montagna che è la montagna in Europa è una di quegli ambienti che dovrebbe essere portato avanti e promosso a tutti i livelli. Questo è un primo spunto di riflessione. Cercherò di essere altrettanto breve dicendo poi che un altro documento che è alla base dei nostri statuti come associazioni è casualmente un documento che nasce nel 1940, durante la seconda guerra mondiale, nasce dai valdesi delle valli del Pinerolese, della Val Pellice soprattutto, e della Val d'Aosta, e qui Chantal, dico un nome su tutti, Chanou, che è la Carta di Chivasso, e nasce anche da un signore che è stato l'autore del piano regolatore della Val d'Aosta ed è stato il padre di un movimento comunità, sul quale io personalmente nutro qualche perplessità sull'attuazione, però la nostra azione nasce proprio dalla Carta di Chivasso, che è una carta che anticipa molte delle cose che stiamo dicendo, cioè sul fatto dell'autonomia, sul fatto dell'autogoverno, sul fatto delle piccole patrie nella grande patria. Ora, io credo che l'Europa, e finisco, e chiedo scusa, sì, forse ho parlato troppo, è anche un po' il mio lavoro di insegnante, ringrazio tutti, e a vederci presto e soprattutto vederci di persona. Grazie. Grazie Massimo Iaretti anche per aver ricordato la Carta di Chivasso, che è alle radici dei nostri movimenti. L'ultimo intervento lo abbiamo lasciato a Lidia Fancello, che ha avuto da EFA un ruolo di rappresentante EFA per la Sardegna, e le lascio volentieri la parola. Grazie Mauro, buonasera a tutti. Vostro grazie per questo convito a questo attività di Portomanno. Vi ringrazio per essere stata invitata a questa seconda assemblea di autonomia e ambiente, che ha una grandissima importanza per tutti noi. Come ha detto bene Mauro, io sono stata incaricata da EFA di trovare, di presentare un coordinamento di partiti autonomisti, indipendentisti, identitari della Sardegna, insomma di coordinare tutte queste formazioni politiche e presentarle in EFA come rappresentanti della mia isola. Intanto volevo fare i miei complimenti a Autonomia Ambiente, alla Presidenza e alla Segreteria per il coraggio di avere avuto, di tirare su questo incontro nonostante tutte le difficoltà. Mi complimento anche per la scelta del tema che guida questa assemblea, e cioè il ritorno alla Costituzione. È quanto mai un tema quanto mai di attualità,
perché proprio grazie a questa pandemia che è venuta fuori tutta la criticità dei rapporti fra Stato italiano e regioni, non solo le regioni ad autonomia speciale, ma anche quelle con uno statuto ordinario. Dunque, come ha anticipato il senatore Albert Leniès in uno dei suoi contributi, il grande malato qua della Costituzione italiana, anch'io direi che è il famoso titolo quinto. Nel titolo quinto, voi tutti sapete che nel 2001 il titolo quinto si cercò di riformarlo. Il problema è che questa riforma rimase in qualche modo incompiuta e a quanto pare portò più danni che benefici. Che cosa succede? Succede che ci sono queste materie concorrenti, soprattutto con le regioni ad autonomia speciale, che sono le materie della sanità, dei trasporti, del turismo e dell'istruzione. Sta succedendo anche una cosa pericolosissima per tutte le regioni italiane, non solo quelle per l'autonomia speciale, ed è quella di una richiesta da più parti politiche, come per esempio accennava Renzi quando era ancora nel PD, o addirittura l'ex parlamentare Giulio Tremonti, di ritornare ad una riforma del titolo quinto, ma a questo punto a una riforma che in qualche modo reinserisca la cosiddetta clausola di supremazia dello Stato italiano per quello che riguarda le materie concorrenti. Questa è di una pericolosità unica per tutti noi. Io spero, veramente mi auguro che Autonomie e Ambiente voglia mettere questo tema caldissimo nella sua agenda politica del prossimo futuro e voglia investire quei pochi parlamentari che siedono veramente nel Parlamento italiano, che fanno parte dei partiti autonomisti, indipendentisti e identitari, e li voglia investire di questa importante responsabilità, cioè il titolo quinto è quella cosa che fa la differenza fra in questo momento fra uno Stato autoritario e centralista e fra invece uno Stato che si avvierebbe ad essere quantomeno uno Stato di tipo, non dico federale, ma che concede delle forti autonomie alle regioni. Come ho già detto, mi ha preceduto appunto il senatore Albert Leniès, però mi è piaciuto anche molto l'intervento che ha fatto Luca Alzano Cantalutti sulle responsabilità dei governi regionali. Non è sempre lo Stato centrale il cattivone, forse c'è anche dell'incapacità, della paura, dell'inadeguatezza dei governatori regionali, e fa male dirlo anche di quelle regioni che sono già a statuto speciale, dove dovrebbero esserci dei governatori ispirati ad una maggiore autonomia. Vi porto la testimonianza della Sardegna, dove abbiamo avuto un governatore che avrebbe potuto in questo momento di pandemia attuare delle restrizioni, per esempio in entrata. Vi comunico a proposito che la regione Sardegna, che era l'unica regione bianca di tutta Italia, da un paio d'ore è stato annunciato che da lunedì sarà una arancione, non rossa, ma comunque arancione. Okay. Quindi è una cattivissima notizia e questo vi fa capire quanta scarsa capacità vi sia anche da parte dei governi regionali delle regioni autonome di gestire anche quella poca quota di autonomia che gli è stata in qualche modo regalata, perché la regione Sardegna è una regione che per peculiarità demografiche e anche geografiche era facilissimo controllare
Isolarla, sì. Entrata, isolarla, darci la possibilità di essere vaccinati, perché non è una questione qua di non volere i turisti o gli italiani, ma ci mancherebbe altro. I sardi abbiamo nel nostro DNA l'accoglienza del forestiero, era di darci un attimo di respiro e prepararci poi per quella che sarebbe la stagione più importante per noi, che è la stagione estiva. Grazie Lidia, grazie. E vi auguro veramente buonissimo lavoro e che sia proficua questa seconda assemblea di autonomia ambiente. Grazie, a non dire Sanoso. Grazie di cuore. Ci avviamo verso la conclusione e Lidia ha fatto bene a ricordare che abbiamo fatto la pandemia e nella pandemia abbiamo fatto questo piccolo miracolo. Siamo chiusi nelle nostre case, impoveriti, anche un po' spaventati e invece ci siamo riuniti per dare non solo ricordo alle vittime, ma anche solidarietà agli oppressi e speranza per il futuro, per riprenderci l'autogoverno veramente di tutto, di tutti i nostri territori, dappertutto. E chiude l'assemblea il presidente Roberto Visentin. E grazie, io sarò brevissimo nel darvi appuntamento a domani alle ore 16. Vorrei solamente sottolineare alcune cose, una in particolare che ha detto Luca Cantarutti, che è quella che dobbiamo riempire di contenuti, vero, ed è la cosa più difficile ma anche indispensabile. Però ricordiamoci che questo che noi abbiamo messo in piedi, che noi abbiamo fatto, questa rete, non è un contenitore precostituito, è un contenitore che stiamo creando assieme, quindi il contributo di tutti noi sarà il nostro progetto e quindi la mediazione fra le nostre esigenze sarà il nostro progetto. È un momento di democrazia che nessuno fino ad ora aveva sperimentato, perché obiettivamente c'era un contenitore già preparato dove uno poteva scegliere se entrare o meno. Noi lo stiamo costruendo in divenire giorno dopo giorno con la capacità di dialogare e di confrontarsi. Pertanto io vi ringrazio di tutti i contributi e arrivederci a domani alle ore 16, sempre in questo modo come con gli stessi collegamenti che avete fatto finora. Grazie e buonasera, anzi buonanotte a tutti. Buonanotte.